Radio Padania Libera, nuovamente in diretta, eccoci ad Arte Nord, il programma culturale condotto dal professor Andrea Rognoni, che questo sabato ha in apertura un ospite speciale, e cioè Giovanni Polli. Ma guarda, sembra quasi che ormai mi sia seduto e non me ne voglio andare. Innanzitutto, ciao Andrea, e grazie di avermi fatto fare questa sorta di presentazione. Ciao Andrea. No, figurati, ci mancherebbe. Buona Padania a tutti. Buona Padania a te. Ascolta, io ti ho pensato molto nella mia trasmissione che è andata in onda fino a un attimo fa, perché un tuo commento da par tuo l'avrei veramente voluto su questo tema del quale io ho dibattuto. Allora, la vicenda di questo ragazzino Simone di 15 anni che ha parlato in romanesco rispondendo nella manifestazione di Torre Maura, tu l'avrai seguita perché immagino, sì. No? Allora, si metteva in luce, io ho messo in luce che sui social c'è una parte dei politicamente corretti che si sono dimenticati di essere glottofobi e lo applaudono perché ha parlato in romanesco, no? Quindi stranamente per una volta parlare una lingua del territorio va bene. Dall'altra parte alcuni ambienti, sempre di quelli politicamente corretti, l'hanno invece beccato dicendo ma non sa nemmeno parlare italiano. Io credo che al di là del merito della vicenda nella quale io non sono entrato perché non è mio compito, ma questo spaccato di sociologia proprio che emerge anche da questa figura di questo ragazzino che parla in romanesco e diventa un eroe malgrado parla in romanesco, penso che ci sia da fare qualche riflessione, detta così, la tua opinione? Sì, assolutamente. Dunque, intanto mi sembra che sia un po' troppo generico parlare di orgoglio italiano, poi ovviamente nella fattispecie mi sembra di capire con delle tonalità anche un po' razziste che sono comprensibili sul piano umano, ma che poi naturalmente diventano subito oggetto di critica da parte dei soliti radical chic, nel senso che interpretano male la faccenda. Però qui ci troviamo di fronte anche a un orgoglio cittadino romano che noi abbiamo sempre, personalmente penso anche io che te, elogiato, a meno che fosse poi riciclato nel solito circobarnum di tipo italiota. Però per esempio io sono sempre stato un grande stimatore dei migliori cantautori romani, perché hanno portato avanti una linea che... Quindi il ragazzo che parla romanesco e difende gli interessi, le ragioni, i principi dell'identità è eroico dal mio punto di vista, e dimostra, stavo dicendo, il mio ragionamento è questo, ma mi sembra che tu sia in sintonia, dimostra che appunto questa Italia che nel complesso, le Italie, tutte le Italie che reagiscono a comportamenti aberranti dal punto di vista della distruzione dell'identità, si rifacciano anche molto alle radici locali in maniera forte, in maniera chiara, nonostante tutto, no? Quindi c'è sempre questa dimensione che viene dimenticata dai mass media e che in questo caso è ritornata alla ribalta. Cioè difendiamo Roma, dicono loro, e non solo l'Italia, i milanesi che generalmente sono meno portati a proteste perché sono anche più pavidi secondo me, però insomma lo farebbero difendendo anche in qualche modo la milanesità o quel tipo di italianità più del nord, ecco, usiamo questa perifrasi, che sicuramente loro intendono e capiscono, magari anche gli stessi immigrati del sud che sono entrati in una certa dimensione. Quindi è ovvio che la risposta radical chic dei soliti pensatori, dei soliti guru della sinistra sia piccata e vada nella direzione che conosciamo. Certo, ecco, poi altri invece sono dal mio punto di vista ipocriti perché lo applaudono perché parlava in romanesco, quando se parlassi io in piemontese o lombardo, chiamatelo come volete, mi darebbero invece dell'orrozzo, ecco, quindi evidentemente non è la questione della forma ma del contenuto, però quando si parla della forma deve essere uguale per tutti, no? Ecco, questo, assolutamente. Ecco. Andrea, ti ringrazio di avermi fatto fare il cappello alla tua trasmissione, ti ricevo lo scettro del comando e saluto di nuovo gli ascoltatori e grazie ancora. No, grazie a te ancora, a risentirci, un abbraccio. E quindi andiamo adesso a proseguire la nostra trasmissione, che oggi parlerà soprattutto di un libro, A che ora si mangia, approssimazioni storico-linguistiche all'orario dei pasti, di Alessandro Barbero, che è un noto storico padano, ma anche di
per obituario della morte di Cesare Cadeo e di Fassina, che è stato un grande designer che ha inventato la lampada Tolomeo. Ma ricollegandomi subito a quello che diceva Giovanni, ecco, non so se poi Giovanni è ancora in studio, a Monza, vi dico subito, al Teatro Villoresi di Monza in questi giorni c'è una grossa novità, nel senso che Pasolini, da te citato Giovanni, sì. Se sei ancora in linea, da te citato prima, giustamente come punto di riferimento della difesa classica del mondo popolare e local rispetto agli universalismi sbagliati di ogni genere. Beh, finalmente se ne riparla con i toni appropriati, secondo me, al Teatro Villoresi di Monza, perché questa sera c'è uno spettacolo teatrale multimediale, gli attori non sono molto noti, molto famosi, ma questo c'era da aspettarselo, perché i più noti e i più compromessi con il mondo della radicacica non si sporcherebbero più le mani con Pasolini, ed è una bella iniziativa di un teatro minore di Monza, che però appunto fa uno spettacolo teatrale alle 21 di questa sera, che sicuramente sembra impostato, poi naturalmente quando lo vedrò lo saprò dare un giudizio più preciso, ma sembra impostato in maniera. E poi c'è una mostra che è iniziata ieri e va avanti per 4 giorni fino a domani praticamente, dalle 15:30 alle 18:30 per tutti quelli che vogliono andare a vederla, dove si imbastisce una serie di iniziative di varia forma, di varia misura, pannelli, documenti, filmati, eccetera, su luoghi, linguaggi e tradizioni popolari secondo Pierpaolo Pasolini. Bellissimo. L'ideatore del progetto e della regia è Agostino De Angelis. Mi sembra un'iniziativa tutto sommato estremamente significativa, perché insomma a quelli che sono oramai 40 anni suonati dalla morte, parlare di Pasolini oggi dimostra che innanzitutto certi insegnamenti di Pasolini sono eterni, poi certamente sappiamo tutti che il personaggio è indigesto per tanti motivi, perché così ha vissuto un'epopea trasgressiva che non a tutti è piaciuta e per vari motivi che sono anche in parte giustificabili, però l'ideologia, o meglio l'ideografia di Pasolini è ancora lucidamente esemplare per la difesa delle tradizioni popolari e fu il primo contro il mondialismo, contro il consumismo, contro il capitalismo che lui intravide essere oramai finanziario. Quindi Pasolini in mostra è un evento secondo me straordinario, che merita l'attenzione dei nostri ascoltatori, e quindi a Monza al Teatro Villoresi c'è sempre accanto all'iniziativa teatrale la mostra in questione. Ieri sera c'è stata anche una conferenza che aveva come dibattito appunto le tradizioni popolari, come centro di dibattito le tradizioni popolari per Pasolini, e quindi insomma tutto questo fa capire che Pasolini non è mai morto per chi veramente ha al cuore un vero profondo interesse nei confronti delle lingue cosiddette minori, purtroppo, come pensano quelli che vanno contro il ragazzo di Roma e via dicendo. Quindi questo volevo segnalare, perché sicuramente mi sembra di poter dire che tutti e due, io e Giovanni, siamo in prima linea per difendere una eredità pasoliniana sempre. È molto importante. Ecco Andrea, consentimi soltanto, non per volermi citare addosso come ho fatto prima, però per ricordare che l'amico e mio maestro Tavo Burat, ricorderai, che aveva avuto un importante scambio con Pierpaolo Pasolini proprio 10 giorni prima della scomparsa di Pasolini, proprio sul tema del rimettersi in movimento a tutela delle lingue del territorio. E questo Pasolini, che ai noi viene conosciuto poco, perché ovviamente era l'ultimo Pasolini scomodo ancora di più a certa sinistra, è stato ricordato proprio in un grandissimo saggio di Tavo Burat, peraltro uscito edizioni Casa della Resistenza, no? Per cui, giusto per dire che gli ambienti, una parte di quegli ambienti erano comunque
pasoliniani. E ricordo anche che nel 2005, quindi nel trentennale della morte di Pasolini, Tavo Burat ci aveva fatto un regalo enorme, aveva dato in anteprima la registrazione dell'intervento di Pierpaolo Pasolini, certo. Ecco, per cui credo proprio che anche quel Pasolini lì vada ricordato e vada veramente tenuto a mente. Concludo con una cosa: tu hai ricordato che Pasolini si batteva contro il consumismo, eccetera, ma lui lo chiamava contro il nuovo fascismo e quello della società dei consumi. E certo. Quanti oggi vanno a ricercare l'arrivo dei fascisti perché ci sono i burattini con le teste rasate, eccetera, 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 non hanno capito un tubo. Il fascismo, Pasolini l'aveva capito, è quello che, per dirlo con un altro grande, Fausto Amodei, sopra l'orbace ha messo la cravatta e oggi siede a Bruxelles. Ecco, io lo ricordo sempre, Andrea. Grazie anche per avermi consentito. Grazie a te. Allora, vi dicevo, Alessandro Barbero, A che ora si mangia, è un libello molto interessante che un po' smitizza l'idea che il Barbero, che oramai è diventato molto noto e molto famoso anche attraverso la televisione Canale 54, dove interversa in senso di forte, diciamo, contestazione rispetto alla storia tradizionale, diciamo, il personaggio è quanto mai interessante anche per la gesticolazione, che è molto particolare, padana, fortemente padana e piemontese, ma la sua cultura gli permette ovviamente di andare oltre gli stereotipi, e lo dimostra con questo libro, A che ora si mangia, approssimazione storico-linguistica all'orario dei pasti. Perché noi assistiamo al circo Barnum della gastronomia in televisione attraverso personaggi veramente fuori dalla norma, nel bene e nel male. Penso a Rubio, penso ai vari personaggi che si sono, Cracco, eccetera, che sono imposti negli ultimi tempi. Però si continua a parlare, adesso io avevo già dedicato una trasmissione feroce contro le trasmissioni di cucina e non la ripeto, però il problema principale è anche dato dal fatto che si continua a parlare dei contenuti e non delle forme, nel senso che, per esempio, non si discute sull'ora in cui si mangia. Uno dei miei problemi, parliamo di Andrea Rognoni, non so se Giovanni li condivide, ma essendo tutti e due padanissimi sicuramente ne risentiamo le conseguenze, è lo slittamento dell'orario dei pasti, che una volta venivano celebrati in Padania il pranzo alle ore 12, 12 e mezza, no, concediamo mezz'ora, e la cena alle ore 7 e mezza, 8, concediamo quella mezz'oretta. Beh, oramai tutti sanno che la nuova mentalità che si è imposta nella scelta dell'orario dei pasti è di ispirazione mediterranea. E al tempo stesso mondialistica, perché evidentemente c'è stato uno slittamento verso le 1:30, se tutto va bene, e verso le 8:30, 9, se tutto va bene, alla sera. Ecco, il Barbero, che è curioso di tutto in effetti, fino all'ossessione e alla paranoia, ha ricordato in questo libretto, che è uscito già da un anno, appunto non ne avevo mai parlato, ma arriva a proposito anche del dibattito che si sta facendo sul senso ultimo del cibo, che è in atto anche presso una certa nouvelle vague intellettuale. Ebbene, gli orari dei pasti nel XVIII secolo, lo spostamento degli orari con attenzione particolare a Londra e a Parigi. Cioè, era già successo un fenomeno di questo genere, perché a Londra e Parigi, che erano le capitali già da allora, insomma, di un certo tipo di mondo, si cominciava a mangiare molto più tardi di quello che normalmente si mangiava, e c'era, faccio da pandante con appunto alcuni spunti della trasmissione precedente, c'era una certa ironia, un certo sarcasmo da parte del mondo dotto, colto e abbiente nei confronti del mondo popolare, perché noi certamente in Padania siamo stati abituati a mangiare presto, sia alla sera che a mezzogiorno, ma allora c'era un mondo che pullulava in queste grandi città di facchini, di servitori, di fattorini,
di operai, i primi operai naturalmente di allora, anziché del mondo manifatturiero, anziché di altro, che persisteva nel mangiare prestissimo naturalmente, no? Nel mangiare in una fascia che va dalle 11:30 alle 12:15. I ricchi, in parti nobili che si erano imborghesiti, ma soprattutto la borghesia di Londra e di Parigi, ci racconta Barbero, si era un po' affannata a dire: ma no, ma cosa sono questi orari? Noi ci alziamo tardi e mangiamo tardi, che è un'idea quindi, come ha dimostrato Barbero, non solo mediterranea, ma di importazione atlantica, di taglio atlantico, nella misura in cui diventava un pretesto per ribadire, diciamo orgogliosamente, ma anche infatti con disprezzo, le origini radical chic. Andrea, ti fermo solo per una telefonata, un'ascoltatrice per te. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno professor Rognoni, mi chiamo Adriana e sono di Rho. Lei la sto ascoltando sempre con molto interesse, però ci tengo a ricordare una cosa. Qualche anno fa, io avevo letto parecchi anni fa, avevo letto un libro che, se non sbaglio, si intitolava Quello che il cuore non sa, e praticamente parlava di Manzoni, della famiglia Manzoni. Una cosa che mi aveva colpito è stata quella che descriveva praticamente pranzi, cene, perché iniziavano alle ore 16. Quindi parliamo di un Manzoni, Milano, quindi borghesia milanese. Per cui quella cosa mi ricordo che mi aveva colpito parecchio. Chiaro. Volevo un suo parere, grazie. Grazie, è un intervento appropriatissimo, proprio perché nella seconda parte del libro Barbero, che non si dimentica mai delle sue origini padane, anche se in parte sia un po' venduto così a un certo tipo di mondo, però lo capiamo e lo scusiamo, ecco, parla proprio dell'Italia. E dice che proprio sul vezzo dei londinesi e dei parigini, che peraltro proprio Manzoni conosceva molto bene perché era stato a Parigi, avevano spostato clamorosamente l'orario dei pasti verso il pomeriggio, proprio verso le 15 e le 16. Quindi questa moda, che era partita dalle grandi città di allora, vedete, la storia si ripete, verrebbe da dire, questo avvezzo che era partito dalle grandi città di allora tende appunto a acclimatarsi perfettamente anche nella Milano, quindi in piena Padania, del XIX secolo, attraverso un Manzoni che certamente è la persona più giusta per interpretare questo tipo di mentalità. Intendiamoci, adesso qui non si sta criticando il Manzoni scrittore, anche se certamente già molte volte avevamo denunciato le copiature che lui ha esercitato rispetto a Porta, però non si può neanche buttare a mare d'intero Promessi Sposi. Però quello che voglio dire, se noi vediamo il Manzoni uomo, noi lo vediamo interpretare quel cliché di moda, ecco, quindi pasto alle ore 16, di cui ci racconta proprio il Barbero. Ma io, leggendo questo libro, ho strabuzzato gli occhi. E guardate, e allora vi potete dire: ma lei prof non conosceva questi problemi? Non li conoscevo fino in fondo. Perché ce ne hanno sempre parlato poco. E perché ce ne hanno sempre parlato poco? Perché sono scottanti, sono molto scottanti. Cioè, il mondo popolare che mangia molto prima e il mondo che afferisce, diciamo, alla dimensione aristocratico-borghese che mangia molto dopo. Perché si alza più tardi. E certo che se Manzoni si alzava comunque alle 8:30, 9, anziché alle 6:30, 7, gli veniva da mangiare dopo. Adesso, piccola parentesi su di me. Sapete quanti miei colleghi carissimi, simpaticissimi, li adoro e di loro sono anche amico, ma di origine meridionale, quando mi vedono mangiare o dico che vado a mangiare a mezzogiorno o alle 7, mi prendono in giro, mi irridono perché ma dai, non ti metterai a... È chiaro che, attenzione, è un'abitudine. Siete mai stati in Spagna? Io ho provato in Spagna a fare toc toc a un ristorante tipicamente spagnolo alle 10 di sera. Toc toc, si può mangiare?
si sono imbufaliti, a parte mi sono anche simpatici quando si arrabbiano gli spagnoli, però si sono imbufaliti, no, ma non è possibile a esta ora, no, perché appunto si iniziava alle 11 a mangiare. Voi capite bene che queste tradizioni non ci appartengono a doppio livello, ecco perché fa da pandante la mia trasmissione di oggi, e bene ha fatto il regista a metterci in contatto con quella di Giovanni, perché esiste un mondo popolare che continua a essere bastonato moralmente da parte di un certo mondo radical chic, che ancora dopo 200-300 anni ricade negli stessi errori, e quindi si mette a fare delle cose e a pensare delle cose che non sono facilmente digeribili da parte non solo del mondo popolare, ma di chi strenuamente, la nostra radio lo ha sempre fatto, chiamatela populista se volete, ma insomma difende le ragioni del popolo, e si mette dalla parte di quelli che insomma in qualche modo sgobbano di più. E questo è interessante da questo punto di vista. Voi giustamente, la cara ascoltatrice che ci ha chiamato sarà la prima, ma molti che mi stanno ascoltando si chiederanno: allora la cena quando era nei quartieri alti della Londra, di Parigi o di Milano e Vienna, a che ora era la cena? Era molto tardi, attorno appunto alle 10, alle 11. Allora voi direte: ma prof, lei sta entrando in contraddizione perché ha detto prima che il mondo mediterraneo, no, il mondo mediterraneo ha fatto delle scelte che secondo me sono anche più logiche di quelle dei londinesi, dei parigini e dei milanesi come Manzoni, perché c'è un certo clima, c'è una certa, specialmente primavera, estate, autunno, una certa calura che da noi non c'è, e che invita effettivamente a mangiare più tardi. Quelli che si sono impossessati dei costumi degli altri sono stati quelli che a nord invece, andando drasticamente contro la volontà dei lavoratori, dei veri lavoratori, si sono messi a mangiare a quell'ora lì, cioè ripeto, alle 3-4 del pomeriggio il pranzo e alle 10-11 della sera la cena. Ora, chiaramente il mio stomaco è uno stomaco molto particolare, no? Classico segno del cancro, quindi io non ce la faccio quando mangio alle 9:30, 10, ho bisogno di andare a dormire alle 3, ecco, quindi il mio è un caso particolare, sono un caso patologico, mettetemi negli archivi degli ospedali psichiatrici, ammesso che esistono ancora, però in effetti questo andazzo ha fatto slittare comunque anche l'ora del sonno. Non a caso assistiamo a programmi televisivi molto seguiti ancora nella fascia che va dalle 11, 11:30 fino alle 1 di notte. E tutto questo poi ci si chiede se è ancora in sintonia con la natura. So che un altro collega, appunto, Pellegrin, parla di calendario, il calendario di fine Settecento a Parigi, voluto dalla rivoluzione francese, che insomma cadenza le stagioni parlando di agricoltura e di natura. Mi chiedo se potessimo mai ripristinare davvero un tipo di vita in sintonia con la natura. Adesso si parla anche di abolizione dell'ora legale, vedremo da questo punto di vista, ma noi siamo andati sempre più lontano da quello che vuole la natura, perché secondo me la natura vorrebbe, ma non è detto che debba vincere, per carità, vorrebbe che per esempio la sera si mangiasse ancora con l'ultima luce del sole, non in completo buio. Quindi insomma sono tanti gli argomenti che questo libro desta. Quindi Quod Libet, le edizioni Quod Libet, Alessandro Barbero, a che ora si mangia? Punto di domanda. Sottotitolo: la realtà è che gli orari dei pasti sono una costruzione culturale e cambiano non solo da un paese all'altro, ma da una classe sociale all'altra e anche da un'epoca all'altra. E quindi sicuramente sono tanti spunti che ci riorientano sul significato ultimo del potere. Sì, del potere, signori, come diceva Pasolini, perché il potere è perdere
perfido, ti impone le sue volontà, e in questo momento il potere culturale è di un certo mondo che conosciamo bene, lo stesso che vuole che, sentivo l'altra trasmissione, non ci sia la Brexit, lo stesso che detta le regole su tutto quello che riguarda lo stesso mondo dell'alimentazione e compagnia bella, che ci impone oramai un certo tipo di orario, un certo tipo di volontà, ma noi resisteremo nonostante tutto, magari ci moriremo pure per questi motivi. Vi dicevo, Fassina, è morto Fassina, che è stato quello che ha inventato la lampada Tolomeo, quella snodabile per capirci, milanese. Negli anni '80 la creazione della lampada fu un boom in tutto il mondo, ne parlarono film e riviste in ogni dove. Era l'uomo, Giancarlo Fassina, che riusciva con dei materiali di ogni genere a realizzare le idee stesse dei progettisti. La lampada snodabile Tolomeo è stata secondo me un capolavoro del design, e con certi colori, in particolare il blu, rendeva perfettamente tutti i vantaggi possibili della snodabilità per chi purtroppo questo sì, a ore tardi non mangia ma studia e approfondisce, lavora o scrive, come nel caso di molti conduttori di RPL. Invece l'altro defunto importante mi sembra Cesare Cadeo. Certo, qualcuno mi criticherà anche in questo caso, ma Cadeo in fondo che cos'era? Uno di quei presentatori un po' patinati e non certamente coltissimi che aveva presentato Canale 5 negli anni '80. Io l'ho potuto conoscere perché sono andato a una trasmissione nel 95 e fine 95-96 che erano condotto proprio, Buona Giornata, da Cesare Cadeo e dalla Patrizia Rossetti, e come ospite, e ebbi modo di conoscere a parte Patrizia, che ritengo comunque una validissima conduttrice, che purtroppo è stata messa da parte, ma anche proprio Cesare Cadeo, che purtroppo è venuto meno in questi giorni, che era un uomo intanto di un fascino straordinario secondo me, colto molto più di altri, contrariamente a quanto solitamente si pensava. Certo, poi ognuno che va in televisione sa che deve accettare anche delle parti più infamanti rispetto a quelle tradizionali. Solo un pochino freddo, ma la sua freddezza era rispetto degli altri. Cesare Cadeo rispettava moltissimo e non trattava gli ospiti come delle pezze da piedi, insomma, degli strumenti per il vantaggio personale, per il successo personale, come facevano tantissimi altri. Spiace che quella generazione di Fininvest degli anni 80, massimo 90, rappresentata da Cadeo, che ora è venuto meno, Predolin e lo stesso Columbro, sia stata francamente drastica. Andrea, siamo arrivati ai saluti. Certo, io vi ringrazio davvero tantissimo della pazienza che avete avuto nell'ascoltarci, e vi rimando naturalmente sempre al nostro sito, che parla tanto di tutte queste cose, artenorreview.org. Ripeto, artenorreview.org. Un grande abbraccio padano a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato